Aurelio Trupia, vice sindaco di Agrigento, si è dimesso ieri dalla sua carica. Ecco, quali sono le motivazioni? Sono motivazioni prettamente personali e professionali, per cui nulla di politico nei confronti del sindaco, della giunta, alla quale io rimango sempre molto vicino. Molti davano per scontato che c'erano dei dissidi all'interno della giunta. No, almeno per quanto mi riguarda, all'interno della giunta non c'è nessun dissidio né con gli altri assessori né men che meno con il sindaco Francesco Miccichè. Quindi è stata una mia libera scelta, ripeto, dovuta a situazioni personali e professionali che in questo momento non mi consentono di stare, diciamo, e seguire le deleghe che avevo in maniera così attenta. Dottore Trupia, ecco, possiamo fare un bilancio della sua attività di vice sindaco e del suo assessorato in questi anni di carica? Ma il bilancio, diciamo che per quanto mi riguarda è un bilancio positivo rispetto alle deleghe che mi erano state assegnate, anche se diciamo, l'aspetto quello più importante che era l'igiene urbana ancora non ci sono dei grossi risultati perché aspettiamo questo nuovo contratto dove abbiamo inserito dei nuovi servizi. Poi per il resto, per quanto riguarda randagismo, patrimonio personale, insomma, si sono fatte delle cose anche se non sono state di grande evidenza nei confronti dell'opinione pubblica. Senta, lei ha traghettato la città verso Agrigento 2025, però stiamo vedendo che ci sono stati tante lamentele, insomma, lungaggini burocratiche, eppure avevate diversi anni per prepararvi. La città è impreparata a questo? Ma la città è impreparata, bisogna vedere da che punto di vista è impreparata, perché diciamo l'impreparazione da un punto di vista burocratico ci sono stati tanti intoppi a iniziare dalla creazione della fondazione, quindi dallo statuto, problematiche riferite a queste. Ma poi ci sono anche altri problemi di natura economica, perché la città doveva essere preparata anche dal punto di vista di infrastrutture o di strutture idonee per poter accogliere sicuramente i turisti che verranno, ma questi dovevano essere altri enti che ci dovevano aiutare a fare questo. Abbiamo visto che Agrigento è stato al centro dell'attenzione delle massime testate giornalistiche. Allora, essere al centro delle testate giornalistiche nazionali, questo è dipeso sicuramente da tutta una serie di fattori che non sono imputabili all'amministrazione, non potevano essere imputabili all'amministrazione. Se parliamo dei cartelli dell'ANAS o parliamo dei tombini che erano stati coperti con l'asfalto quando è venuto Mattarella, se parliamo del teatro dove praticamente c'era una perdenza d'acqua, ma cose che potevano succedere, io non penso che siano queste poi le cose che effettivamente debbono essere portate all'attenzione delle testate giornalistiche nazionali. C'è tempo per recuperare? Ma io sono sicuro che c'è tempo per recuperare. Per quanto riguarda le attività della Fondazione 2025 sicuramente sì. Per le altre cose, ripeto, se non ci viene un aiuto dall'esterno, le strutture o le infrastrutture, purtroppo il Comune non ha la forza economica di poter effettuare tutti questi lavori. Vice Sindaco, scusi, chi prenderà il suo posto? Si fa il nome di una personalità agrigentina, Valentina Cirino, in rappresentanza della Lega? No, questo io in questo momento non sono nelle condizioni di poter fare
questioni. Quindi non ci dà conferma che questo suo incarico sarà rilevato dalla Lega? Eppure so che c'è un accordo politico a livello regionale e nazionale. Ma non sono io quello che porta avanti questo tipo di accordi o di dialoghi.